In queste partite abbiamo circa 1200 punti su Lichess. Per chi non lo conoscesse, questo è il sito, diciamo, competitor di chess.com, dove in genere rispetto a chess.com i punteggi sono un attimino più gonfiati. Andremo a giocare contro giocatori più o meno del nostro punteggio con questo account, per cercare di andare a spiegare quali possono essere i ragionamenti e gli errori che commettono i giocatori di questo tipo. Intanto ti ricordo che è appena uscito il corso su come arrivare a 1500 punti, lo trovi in offerta e ti lascio il link qui sotto. 19 ore di contenuti, 60 lezioni, una roba veramente mastodontica. Penso che sia uno dei corsi migliori dell'Academy di Matto Scacco. Detto ciò, per ora è un'apertura simmetrica. Adesso possiamo scegliere di giocare 3 per liberare l'alfiere e pronti all'arrocco, oppure prima di giocare 3 bloccando questo alfiere tiriamo fuori prima questo alfiere, che lo possiamo mettere anche in G5 se vogliamo, con l'idea in futuro o di cambiarlo sul cavallo o di tenerlo. Nel momento in cui lo andiamo a cambiare sul cavallo abbiamo dato il nostro alfiere campo scuro, ci rimane solo l'alfiere campo chiaro, cioè quello che si muove sulle diagonali chiare, e avrebbe assolutamente senso andare poi a posizionare i pedoni su casa scura. Quindi attenzione ragazzi, quando muovete gli alfieri dovete sempre tenere in considerazione la vostra struttura pedonale. Per esempio adesso il mio avversario ha messo una struttura, a maggioranza la catena pedonale sul bianco, quindi l'alfiere migliore è quello di colore opposto, l'alfiere scuro e l'alfiere in C8. Quindi io direi che gioco proprio iper tranquillo, senza andare a cercare cose complesse, ragazzi, perché gli scacchi sono veramente talvolta un gioco semplice. Seguendo semplicemente i principi di apertura si può vincere. Anche il mio avversario ovviamente sta seguendo i principi di apertura, vuole semplicemente arroccare. Quindi è molto importante, soprattutto già arrivati a questi punteggi, chiedersi che cosa vuole fare il mio avversario. Adesso questo alfiere sicuramente ha alcuni posti dove andare. Secondo me dare scacco non avrebbe alcun senso, perché lo aiuterebbe a consolidarsi, quindi l'alfiere in E2 forse un po' passivo, in D3 sta un attimino meglio. Devo fare attenzione a questi attacchi a ragi X su questo mio alfiere, e in genere si arrocca il prima possibile. Quando il tuo avversario arrocca e tu arrocchi, difficilmente si sbaglia. Attenzione che il mio avversario ha giocato molto bene. Prima di muovere il cavallo in C6 bloccando il pedone C, ha giocato la spinta C5 per mettere dietro il cavallo, quindi questo mi fa capire che il mio avversario è molto forte. Adesso io potrei pensare di giocare cavallo C3, pensare di completare il mio sviluppo, ma devo sempre, dico sempre, chiedermi che cosa vuole fare il mio avversario. C5 è interessante soprattutto perché minaccia anche C4, io sono costretto poi a perdere un tempo e a mal posizionare il mio alfiere, quindi onde evitare brutte sorprese gioco C3, così se mi dovessi spingere io ho la ritirata in C2 e questa posizione è migliore per me. Ora il cavallo purtroppo non può andare più nella sua casella ottimale, che è C3, lo gioco in D2 e bene o male sto portando a termine il mio sviluppo. Che cosa significa portare a termine lo sviluppo? Tirare fuori tutti i pezzi delle loro posizioni di partenza. Guarda come gioca bene il mio avversario, guarda come gioca bene il mio avversario, veramente anche lui sta giocando veramente molto bene. Allora io continuo a seguire i principi, cioè metto in comunicazione le torri e le dovrei centralizzare, quindi una torre qui, bene o male, diciamo le case centrali sono queste qui. Il mio avversario sta giocando molto ma molto ma molto ma molto bene, molto ma molto bene, davvero. Giochiamo tranquilli ragazzi, tranquillissimi, seguiamo proprio le linee generali, non andiamo a fare piani complessi, cose strane. Qui intanto piccola spinta, siamo felici di questa piccola spinta perché è un piccolissimissimo indebolimento dell'arrocco. A scacchi si gioca a suon di piccoli vantaggi. Adesso devo decidere se catturare in questo modo, tenendo una catena di questo tipo qui, e a questo punto avrei una catena che mi indica di attaccare sull'ala di donna, oppure così, avendo una catena che mi indica di attaccare sull'ala di re, e personalmente preferisco attaccare sull'ala di re. Quindi ogni scelta non è mai uguale all'altra, ogni scelta non è mai uguale all'altra, quindi chiediti sempre quale delle due mosse è migliore a scacchi, perché ogni scelta che fai comporta poi a delle decisioni diverse. Attenzione, è arrivato l'indebolimento che ricercavo, quindi ottimo, ottimo. Ritiro l'alfiere e il cavallo si ha delle case di ritirata. Adesso questo indebolimento che lui si è procurato mi porterà alla vittoria
immediata? Sicuramente no, ma io sono certo, e lo andremo a vedere fra poco, che lui perirà sulle case chiare, perché vedi com'è debole questa diagonale, quindi questo sarà il suo punto debole. Io posso già andare a minacciare una alfiere C2, donna di 3, batteria con idea di matto. Ok, credo... Perché questa mossa? Chiediti sempre il perché questa mossa. Perché vuole rimanovrare il cavallo? Io credo che ha tolto il cavallo perché vuole invece continuare a spingere, no? E potrebbe essere. Il problema è che non può spingere, altrimenti gli cade 6. Quindi questo è importante. E mettere il cavallo qui non ha alcun senso, secondo me. Proviamo, guarda, facciamo una mossa veramente. Proviamo a fare questa. Facciamo venire voglia di chiudere il nostro alfiere. Ah, guarda, guarda, lo sta facendo lui. Tanto ci siamo cagati la ritirata per l'alfiere, quindi no problema, no problema. Faccio un'altra mossa inutile, voglio vedere lui come si comporta. A questo punto, quando avete questa struttura di pedoni, una mossa che sicuramente quasi mai è sbagliata è A4. Questa è una cosa da imparare. Arriverà sicuramente H4, io mi ero creato la via di fuga per questo alfiere e guardate come il suo arrocco veramente si sta... Lui non vede l'ora di fare F5 ma non può, quindi magari giocherà donna di 7 o donna C8 per tenere quel punto lì. Ok, ha giocato addirittura alfiere C8 per permettere F5. Vedi come possiamo leggere nei piani, nella testa del nostro avversario. Allora io ho intenzione di fare questa che mi permette di uscire anche con la regina. Guarda come ti dicevo che lui perderà sulle case chiare, guarda come riesco ad attaccare sulle caselle chiare. E qui addirittura posso giocare alfiere, ma posso giocare anche pedone. E questo pedone impedisce F5 perché ho la presa al varco. E adesso le case chiare sono assolutamente deboli. Quindi capire il concetto di case deboli, case forti, indebolimento di diagonali, eccetera, è fondamentale perché adesso io sto sfruttando proprio questa debolezza che lui stesso si è creata. Chiaramente i giocatori forti non creano questo tipo di soluzioni. Di questa mossa posso fregarmene ampiamente, credo che posso andare a giocare direttamente questa. Quindi avevo predetto il futuro che avrebbe avuto grandi difficoltà sulle caselle chiare? Assolutamente sì. Questo è quello che bisogna, ragazzi, bisogna imparare a fare se si vuole dare una marcia in più all'interno del proprio percorso scacchistico. Adesso sono obbligato a presa al varco, ok, con cavallo F6 un attimino ritorna in gara, anche se posso catturare il pedone in G5 con scacco, quindi grandi problemi non ci dovrebbero essere. Ok, quindi... qui arriva il matto diretto. Matto diretto. Ok, rivediamo questa partita, vi va? Cerchiamo di capire insieme quali sono stati gli errori. Allora, fin qui io credo che il mio avversario abbia giocato molto bene, perché ogni mossa che ha fatto è stata comunque una mossa atta a svilupparsi bene. Si è sviluppato bene, ha giocato bene e il nero nelle partite di donna molto spesso mette un alfiere nella sua diagonale naturale e l'altro mette in fianchetto. Questo si chiama fianchetto, quando si mette un alfiere su un lato della scacchiera. A questo punto, qui è ancora secondo me la posizione assolutamente pari. Qui c'è stato l'errore. Guarda il motore, guarda la linea del motore, la vedi questa barra qui a lato? Guarda dopo questa mossa come aumenta il vantaggio del bianco. Perché? Perché semplicemente si è indebolito questa diagonale. Senza questa spinta lui aveva in futuro la possibilità di giocare, esempio, G6 bloccando questa diagonale, ma nel momento in cui giochi G5 ricordiamoci che purtroppo i pedoni non possono tornare indietro, quindi questa diagonale è inevitabilmente debole. Quindi lui ha iniziato a spingere troppo questi pedoni. Che cosa avrebbe dovuto fare? Questo piano non è corretto. Andare a spingere i propri pedoni dell'arrocco non è corretto. Potenzialmente, anzi, l'ideale sarebbe tenere i pedoni davanti al re e basta. Quale poteva essere quel piano del mio avversario? Beh, semplicemente, lo abbiamo già detto, la catena di pedoni indica il lato della scacchiera dove devi attaccare. Quindi io
ho attaccato sull'ala di re, lui avrebbe probabilmente dovuto attaccare sull'ala di donna. Sono interessanti gli attacchi sull'ala di donna come quelli sull'ala di re? Non sempre, però in questo caso credo che il suo piano sarebbe stato quello che viene chiamato attacco di minoranza, poiché abbiamo questi 3 pedoni contro 2, avrebbe dovuto cercare di creare qualche danno, qualche indebolimento lungo la colonna C, portare le torri in questo modo e quindi attaccare da questo lato. Ha scelto ovviamente il piano sbagliato perché è andato contro le indicazioni delle sue strutture pedonali, quindi ricordiamo sempre che la struttura pedonale ti indica i piani di gioco, comprendere le strutture pedonali ti aiuta a capire dove e cosa devi fare, è fondamentale, fondamentale anche nel corso appunto come arrivare a 1500 punti ci soffermiamo spesso sull'analizzare le catene pedonali perché da qui deriva tutto, derivano i piani, G5, quindi primo grande errore, altra imprecisione. Io qui semplicemente l'ho lasciato fare, vedi, potevo cercare cose complesse, ho semplicemente aspettato che lui sbagliasse. Qui diciamo il vantaggio è già enorme. Ora ti faccio notare come il materiale è pari, abbiamo 3 pezzi leggeri a testa, abbiamo 2 torri a testa, una regina, il materiale è assolutamente pari, ma il motore dà un vantaggio di più 3,4 al bianco. Più 3 significa come avere un pezzo in più. E da cos'è che è dato il vantaggio? Impariamo anche a saper valutare la posizione. Com'è che si valuta la posizione? Da struttura pedonale, attività dei pezzi, sicurezza del re. Quindi facciamo un attimino un'analisi insieme. Struttura pedonale. Allora io vedo che la parte dei pedoni dell'arrocco del bianco sono abbastanza in linea. C'è un pedone forte perché è un pedone avanzato che si trova nella metà campo avversaria e questi pedoni sono quest'isola qui ad ovest è sana. Vediamo la catena di pedoni del nero, abbiamo questa piccola isoletta e poi abbiamo questa catena con questi pedoni dell'arrocco che non sono buoni, sono troppo avanzati e sono deboli. Vediamo l'attività dei pezzi. Ho un bruttissimo alfiere che non fa nulla, un bellissimo alfiere, belle diagonali, un cavallo che credo che difficilmente potrà creare problemi. E lui che cosa ha? Un pessimo alfiere, una pessima regina, 2 pessime torri e un cavallo pessimo. Cioè io almeno qualche piccolo asso nella manica che sono questo alfiere e questa regina qualcosa ce l'hanno, qualche bella diagonale ce l'hanno. Lui in effetti non ne ha neanche uno di pezzo interessante. E per quanto riguarda un altro fattore fondamentale che è la sicurezza del re, il mio re è molto meno esposto del suo, non ci sono per esempio possibilità di farmi degli scacchi perché ho delle diagonali deboli. Lui invece è molto indebolito e posso già andare veramente ad attaccarlo. Quindi gioco qui perché spingo. Ho davvero fatto sta mossa? No, non ho giocato così, scusami. No, non è andata così, infatti. Lui gioca D4. Io ho giocato donna H5 con appunto minaccia di matto. Lui gioca F5 per parare questa minaccia di matto, ma c'ho la presa al varco, quindi questa regola fondamentale da conoscere a tutti i costi. Ho fatto anche dei video sulla presa al varco en passant. E qui lui non si rende conto o si era dimenticato che c'era il matto in 1 con donna per H7. Quindi partita finita in 21 mosse, partita molto lineare. Non ho cercato, ho dovuto calcolare tanto, ragazzi. Cioè, se io la riguardo, non ho dovuto calcolare, ho messo gli alfieri dove mi pareva più o meno giusto. Qui ho dovuto chiedermi delle domande. Perché questa mossa? Questa mi dà fastidio. Quindi almeno l'ultima mossa del tuo avversario devi sempre chiederti il perché. Ha mosso il cavallo, mossa di sviluppo. Ho giocato veramente semplice, ho lasciato che faceva lui le cavolate. Quindi sono creato una via di fuga per l'alfiere. Ho giocato in maniera passiva, non ho creato piani di gioco. Veramente io non ho fatto niente. L'unica cosa che ho fatto è stata qui. Portare il cavallo in una zona un pochettino migliore, anche perché sto cavallo mi toglieva visibilità alla regina. Quindi l'ho portato un attimino all'attacco e ho avuto così le diagonali aperte. Nel momento in cui ho avuto questa situazione, secondo me la cattura di pedone era la risposta migliore. Dopo questa, in effetti, io sto dominando la scacchiera perché ho veramente tante possibilità di ingresso. E da qui la partita poi in realtà è stata a senso unico. Ok, quindi cosa ci vuole per vincere partite a questo livello? Quindi siamo sui 1200 punti che potrebbero essere paragonati ai 1000 punti, 1100 punti su chess.com. Bisogna giocare semplici,
chiedersi sempre che cosa significa l'ultima mossa del nostro avversario e sfruttare le sue debolezze. Per fare questo ovviamente occorre studiare gli scacchi. Se il tuo obiettivo è arrivare a 1500 punti, ti ricordo, qui sotto ti lascio il link del nuovo corso che abbiamo lanciato, un corso veramente devastante che ho realizzato con cura, tempo, passione e sono certo che ti potrà veramente aiutare. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!